Pedalare in solitaria da Portoguaro a Roma, portando lungo la penisola un messaggio contro la violenza sulle donne, toccando molte località che sono state teatro di efferati femminicidi, dove sarà accolta dalle autorità locali per un saluto ed un momento di riflessione. L'idea è venuta alla portoguarese Orietta Casolin, portacolori della Sagitta Bike. La ciclista dell'Emene, non nuova ad impresa Extreme, partirà attorno alle ore 8:30 di domenica 14 novembre da Piazza della Repubblica per fare arrivo nella capitale il 25 novembre, proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una corsa per un'amica si svilupperà in 10 tappe per un totale di 870,300 km ed un dislivello complessivo di 5.610 metri. Una corsa per un'amica è un progetto che nasce da una riflessione molto profonda sull'aumento delle vittime di femminicidi nel nostro paese. Io sono una persona sono una ciclista, sono una persona che pedala molto e durante il periodo del lockdown, devo dire la verità, girando con la mia bicicletta per i vari comuni e per i vari paesi vicini al mio paese, perché ovviamente oltre non si poteva andare, novembre di un anno fa ho notato in alcuni comuni nel periodo di novembre ho notato che alcuni comuni avevano installato proprio nei propri comuni dei messaggi rivolti alla violenza sulle donne, per cui mi sono ritrovata in certi paesi delle sedie rosse, delle scarpette rosse, nei centri del comune addirittura dei divani con dei drappi rossi, e lì è cominciato il mio pensiero che è andato avanti quasi per un anno, fino al punto che mi sono chiesta: ma che cosa si potrebbe fare? E la risposta è stata rumore, cercare di fare più rumore possibile. Questa iniziativa nasce proprio per cercare di fare tanto rumore. Partirà da sola, ma lungo le 10 tappe saranno ben accetti tutti coloro, siano gruppi sportivi o ciclisti individuali, che al suo passaggio vorranno accodarsi anche solamente per qualche chilometro. Sì, certo, la corsa è una corsa che parte in solitaria, però qualsiasi persona voglia aggregarsi per qualche chilometro per accompagnarmi in questa impresa passando nei vari comuni, ben venga, perché nasce proprio anche per questo, per coinvolgere più persone possibili, e anche per piccoli tratti non è importante. L'importante è farsi sentire, l'importante è che più persone capiscano che ci siamo, che vogliamo aiutarle e che soprattutto possano in qualche modo avvicinarsi ai centri antiviolenza. Oramai la voce un po' si è sparsa perché tu insomma hai coinvolto diverse amministrazioni comunali. Quali sono state le reazioni che hanno avuto? Io devo dire la verità, quando ho pensato a questo progetto pensavo una cosa che la gente quasi mi guardasse come una cosa: ma sì, va là, cosa vuoi fare? E invece devo dire la verità, sono tuttora sorpresa, perché con tutte le amministrazioni comunali, con tutte le persone con cui parlo, mi stanno dando tutti quanti un sostegno molto forte, devo dire la verità. Soprattutto qui in Portogruaro ho tantissime persone che mi stanno aiutando, e questo mi rende felice, nel senso che mi dà ancora più carica per portare avanti questo progetto. Senti, tu le marathon le hai fatte, le gran fondo le hai fatte, e quindi una tappa potrebbe essere paragonata quasi ad una gran fondo, se vogliamo dire, però un conto è farlo in primavera, in estate, è ben diverso farla in novembre, cioè dovrai anche scollinare gli Appennini, troverai sicuramente la neve. Come ti stai preparando? Allora, sicuramente sì, strada ne ho fatta molta anche sotto le intemperie, mi è capitato di pedalare con la neve, ho pedalato per giornate intere con la pioggia, e questa è un'esperienza nuova anche per me, nel senso che adesso come adesso mi sto allenando all'abbassamento delle temperature, perché comunque il 14 di novembre non sarà una giornata tiepida come oggi, ma sicuramente farà più freddo, per cui i miei allenamenti adesso sono di mattina presto, e comunque anche se piove sotto la pioggia, perché
questo è il mese di novembre, sarà un'impresa nuova anche per me, sicuramente molto difficile, ma deve essere così perché questo progetto è difficile e anche l'impresa in sé è difficile, è una prova anche per me molto importante e spero di riuscire a portare a termine, anzi io ce la metterò proprio tutta. Scollinare e passare gli Appennini sono le due tappe più difficili, quelle effettivamente che spero di non trovare neve, ecco. Sicuramente freddo ci sarà, avrò comunque a seguito un camper perché se piove avrò bisogno di cambiarmi spesso, l'abbigliamento che avrò è un abbigliamento adatto per le temperature fredde, per cui l'anno scorso ho pedalato tutto l'inverno. Sì, sì, l'unica cosa che mi preoccupa sono un po' gli Appennini d'inverno, perché la montagna per un ciclista è bellissima d'estate, un po' deleteria d'inverno, non tanto per la salita quanto per la discesa, perché il freddo ci mette a dura prova, ma sicuramente sarà un'impresa che deve essere fatta.